25 anni di lavoro nella pallavolo giovanile hanno portato dei frutti importanti. Quest'anno al Trissino è arrivata la qualifica di scuola di pallavolo da parte della federazione. Siamo in graduatoria 14esimi a livello nazionale, terzi in Veneto, primi a Vicenza nell'attività giovanile dai 6 ai 14 anni. Un riconoscimento importante che premia il grosso lavoro svolto a fianco dei bambini delle scuole e che inizia fin dalla prima elementare con attività propedeutiche alla pratica dello sport. È un'attività giovanile molto numerosa perché raccogliamo l'età di scuola elementare mediamente 110-120 bambini, fra bambini e bambine. Questo si è consolidato un po' nel corso degli anni come numero. E quindi ecco, è una delle attività più numerose proprio a livello provinciale. Alla Pallavolo Trissino non c'è solo settore giovanile, la società a 10 squadre annovera ben 200 atlete. Nel comune la pallavolo infatti è lo sport più praticato a livello femminile. Tutte al Trissino dunque, dove c'è un ambiente familiare ed una realtà solida grazie al supporto della Rolmac, marchio del gruppo Gemata, azienda leader nel mondo per la costruzione di macchine per la rifinizione, da anni a fianco della società. Si sono combinati questi due fattori, ecco, lo sponsor che ci dà una mano diciamo, che ci sostiene proprio, e le ragazze che trovano questo ambiente familiare e le famiglie in concomitanza che si sentono sicure. Non è tanto, ma comunque serve per mantenere la squadra attiva, viva e da parte delle ragazze che hanno soddisfazione dei risultati che stanno venendo. La Serie D sarebbe un traguardo importante per la prima divisione, anche se il tecnico non si sbilancia e punta soprattutto a fare bene, visto che quest'anno ha per le mani un gruppo davvero assortito. Il gruppo è un gruppo fantastico finora, quindi il nostro obiettivo è quello di continuare e proseguire come stiamo facendo. Poi i risultati se arrivano bene, altrimenti noi siamo comunque soddisfatti e continuiamo a lavorare. Siamo un gruppo molto unito e questo secondo me è la forza della nostra squadra. E gli obiettivi sono la parte più alta della classifica, però vedremo come va il campionato, speriamo in bene. E se le atlete promettono bene, altrettanto si può dire di tecnici e dirigenti. Lo staff dirigenziale è aumentato notevolmente in questi ultimi anni grazie alla volontà di molti dirigenti che si sono uniti al nostro obiettivo, al nostro progetto. È cresciuto anche il livello qualitativo, soprattutto degli allenatori. Stiamo cercando persone che credono nel nostro progetto, che vogliamo portare avanti. E se l'obiettivo è questo, i risultati nel prossimo futuro, speriamo anche a breve, potranno essere molto soddisfacenti. La prima divisione, come vedete nelle immagini, gioca in un bell'impianto messo a disposizione dall'amministrazione comunale. Tuttavia è l'assessore a raccontarci che a Trissino le strutture sono poche rispetto alle esigenze. 8.500 abitanti e ben 1.500 sportivi. Un successo che l'amministrazione ha cercato. Speriamo in futuro di realizzare un'altra struttura per dare un po' di sfogo a queste attività sportive che sono una realtà positiva per il Paese e che questa amministrazione sicuramente appoggerà e terrà ben presente, diciamo, anche a livello provinciale e regionale.